Come preparin i ous? Arrivi in tosta in un platò di 30 e preparin a seconda di che uno l'ha ordinato, insomma. Sin a Flumisel, in una azienda agricola di una volta che come è serada, che non sa dante puesta per fare il nostro punto di distribuzione. Arriva chi, dal primo dopo di misdì, arriva i diversi produttori, a parte verdura, frutta, vino e dopo noi state preparando tutto, smistiamo per ordine di persona, sono sempre i soci che comprano e sono soci che portano il prodotto. E le due prodotti di chiator, insomma, prodotto furlan. La verdura che clama pint, però viene anche il vin, viene i formadis, viene un inedito di tutto che si produce in regione di biologici naturalmente. Alle due biologici certificati, quindi può associarsi ad AIAB per cercare un servizio che fa no, ma per i socios. Però si socio di AIAB, non è che se di una grande spesa in Duverlan. E uno può prenotare, mandare in listings la domenica e uno può fare l'ordine e dopo venire a ritirare nei nostri diversi punti di distribuzione. Chi alle uno, alle il più grosso, per solito vengono 40-50 persone. Il sistema di distribuzione, di vendita o comunque di vendita diretta dalle aziende, perché AIAB fa il lavoro di preparazione, si chiama GODO, cioè è l'acronimo di Gruppo Organizzato Domanda Offerta. Chi prepariamo per la distribuzione della Inca chi acchioli la roba, però vin in regione 4 punti di distribuzione, uno è a Trieste e quindi in un spazio con Vinchidondia preparin come chi per la distribuzione di Flumisel fasin perché è di Trieste. Gaia che lavora sul fondo a chiarire tutta la roba e la porta a Trieste, lì vin un punto di distribuzione a San Giovanni. La Int arriva da 5 Miegia a 6 Miegia, come che funziona qui, insomma, compagni e a ritirarsi il prodotto. Oltre a che due puesti a chi che distribuiscono il Vinars, viene la distribuzione il Martas in natis due puesti in Friuli, uno è a San Marco di Mereto di Tomba e l'altro è a Pradaman. Quindi 4 punti e uno al bordo Nadula Calvol a seconda di che il Calepidogna di Chiesa, insomma. Aspetta che vi vota se il ridig di Pitton, intanto lo tiri fuori. E dopo sale di che qualità che è, per cercare 50 cadrenti. Tu sai tu qual è? Gaia? No, mi pare di no. Non sai neanche io qual è. Piace biel. Aspetta, va. Io dice che è. Finisci di tirare fuori tu magari. L'idric misto, non potete sapere la varietà. Comunque ande di Verona, Mantovano,
Castelfranco, un indidut, per l'appunto misto. Si arriva a Rotte, a mezze strade tra la linea dagli Risorgivis e la Marine, sulla sponde dalla Stele di Sorelli a Mont. La tiara che di nun è un'evore arzilose, limose. D'ogni chi i 2000 in Span tirat fuori dalle fornas, lì che i romans facevano cops e madons che dopo spedevano per tutto il Mediterraneo. E questa era la vocazione di queste tiare. E non si sin l'ambicasa a fare diventa tiare orticole, al manco così al dis i nostri tecnici. Io ho ereditato di me pari queste tiare qui e me pari al faseve seminativi. Io non sai troppo in lavoro chi può dare in là, ma secondo me può dare in non sbagliare di tanto, pensando che lui viene sempre fatto che monta le monte, questo lavoro qui. Me pari si è chiatata vivita un'altra epoca lì che cominciava la meccanizzazione in agricoltura e quindi alla seguito tutte che strade lì, quindi con concimazioni chimiche, con diserbanti, con i trattori, con tutto quanto. E non si un po' tornati in lavoro, diciamo così. Bentornata che ha la tiara di Dogne con un'altra visuale, quindi accettare così come che poteva essere accettata e si rende capire che poteva fare. Si mituzza a fare orticolture e orticolture biologiche perché non siamo la strada più rispettose per i nostri vivi. E questo bosco è la parte più importante un po' della nostra azienda, è che è capace in maniera che tutto il resto sia in qualche maniera in equilibrio, perché il che può fare non insomma. Questo bosco è nato besol, non lo abbiamo plantato noi, senza che non intervenissimo, lo abbiamo semplicemente lasciato stare. E questo è diventato una roba biele importante per la nostra azienda, insomma. Quella soramai ha lontane contaminazioni di altri, di che idogni, di che fanno altri, e al diventa una zona lì che la selvaggina, insomma, arriva ad ore a vivi, perché chi di estanni sono entra, che è pieno di barazze, di spins, insomma. Per cui loro hanno le loro strade, le loro tanis, sulle piante sono i nis degli uccelli, la natura può vivere, può prosperare senza che nessuno la disturbi. Questo è un ladric di veronese e la sua caratteristica è appunto di avere queste nervidure centrali, un'evore fine, un'evore sottile e con delle nervidure laterali che sono in più fini e più sottili.
queste varietà la vin incrociate con altri e le saltate fuori un po' tutte queste diversità. Quel che non stin serin di tigni come è queste varietà qui, che ha sempre una so caratteristiche, però con colori diversi. Il gusto è un evore particolare, è anche un po' più delicato rispetto a quel rosso e è un evore buono. Naturalmente hanno le venuto fuori come queste varietà qui, ma è una diversità di tipologie. Per affrontare il cambiamento climatico sono per aulis impegnativi, insomma, non è che con un ladrec non rivini a fare una roba così. Perché une piante si adatti, bisogna che si di coltivare, seminare e tornare a seminare tal terreno là che dopo ha di vivi. Se no non si adatterà mai. Se non una semenza la coltivi in America e dopo parti in la semenza, è chiaro che semenze lì, che varietà lì o chi hanno e chiase so. E questi pianti so chi non sono quasi 20 anni chi si li coltivino chi. Rifasinsi la nostra semenze e partanla in devan. Naturalmente la caratteristica che non hanno interesse di più è che sedi une fue con queste caratteristiche schi. Quindi all'interno di questo circa 1000 plantis non si elzin che esca anche caratteristiche schi. Quindi queste la si elzin e chi metti un bastone dopo. Queste qui non la si elzin perché la colorazione non us plas. Questa può dare sì una biele piante di sielzi, però è pizzola. Questo il colore alle biel e può dare sì una biele piante di sielzi. Praticamente fasin questo lavoro qui, con il loro adres e con un pucchio di tiara. Eccola. E ti rinvia tutti i fueis secchiadis. Dopodiché non la tain il 15 di febbraio, tutti questi pianti so che li metti in una ed ogni di che altre e di questi punti centrali qui la pianta sbrunte fuori i canis che dopo vanno a fare il flor e dopo la semenza. Ho sen a remangiare e donde udin, diciamo un po' chilometri. Gran parte delle aziende è a conduzione di orticole e dopo vengono anche il discorso al disseminativo. Come in questo momento si inserra le cose che passano le salate perché quindi metterle in serra per il freddo, ecco. Perché come vedete è riparata, se no con le glace è morta. Questa azienda ormai è 27 anni che è in attività, sono partiti dal 98. Partiti di nie, dicono che non avevano già un'azienda, ecco, siamo partiti per provare e io sono arrivato fin qua. Di lì a poco vengono convertite le aziende col discorso del biologico, che appunto le verdure come vengono fatte col metodo coltivate col metodo biologico. Che verdure costano a panzo in quel periodo qui, le vendono sia a casa che al spazio, ma in particolare che costano facendo le portano al godo dall'AIA, perché l'AIA ha l'idea che punto di punti di distribuzione appunto per far arrivare a lei le verdure dei produttori biologici e furlanti. Allora, io questa settimana qui parte all'idrec, le salate comincio a faccio
al poire, patates, cavolfiore ski blancs e al cipollotto, che è roba che è fuori dell'anno passato. Come periodo come non è tante verdure, perché in effetti se in pieno un viaggio quindi non è tante robe. E non riviene un po' casuale con le serre che ti usano parati dal freddo, come in calcascale, salate e biele, anche se in pieno gennaio, perché in serre. Come altre produzioni, come appunto le drake, verge, spoir e c'è che tu hai in magazzini, che come in calcasme sono le patate. O parte i miei prodotti, c'è questo è produce in questo momento, così ogni socio al parte c'è che sta producendo. Perché metti gli spinaci via per non trigli. Se ti metti una cappella, ci sta il 2020? Dove stare? Io Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui di studio a Flumisel e dal 2013 il punto di distribuzione è stato avviato qui tramite l'AIAB e dopo la distribuzione si chiama Godo. E vi pensate che poteva essere un volano anche per gli altri contadini di chi di Flumisel, perché no, la nostra zona è vocata per ortifrutticoltura, no? Dicono che è abbastanza importante. I consumatori hanno recepito, perché di fatto è aumentato il numero di che vengono a Cioli e chi dimostra, insomma, sono tanti anni che vengono qui e Cioli un prodotto veramente di alta qualità. Non facciamo neanche scovarsi per dire il vero, perché è tutta roba, no? No, impacchettata, beh? Esatto. Oltre a fare bene a noi, che dicono che quello è l'obiettivo finale, però fa bene all'ambiente. Tu coltivi praticamente la biodiversità, non dove che si mangia, no? Sono tanti robi insomma, positivi e dopo anche il fatto di comprare direttamente dal contadino abbiamo anche presi veramente validi, secondo me non è, si dice che il biologico costa tanto di più, ma se si arriva a trattare dei canali come i Kiki si arriva a avere un prodotto di alta qualità con un prezzo che è abbastanza simile ai convenzionali. La Int chi aveva perché attiato in roba dal Puest, dalla azienda che sono a Tor per Friul, ma comunque la frutta e la verdura vengono di Chidondia e questo è un sistema per loro, un groom interessante, cioè i plus che danno un aiuto diretto alle aziende agricole, ma sono aziende particolari, cioè sono aziende che coltivano istantaneamente a fase biologica e quindi comprando di loro a dare una mano alle persone, ma anche al territorio, a mantenere un tipo di agricoltura che non inquina e che quindi per loro è un motivo in più per venire qui. Ormai è di un gruppo di anni che fa inchieste e vedo che vengono qui non ma per comprare, ma vengono qui anche perché l'ambiente, la conoscenza dall'azienda e dal produttore. Infatti organizziamo quasi ogni anno un giro tra le aziende, in bicicletta, a piedi, a dice cafasi, eccetera. Allora i soci consumatori, anche se non si chiamano consumatori, perché sono parte del
del sistema, avan talas aziendas, gin insieme a talas aziendas a vidia cecalè e cemuca coltivi. Questa roba vuol dire educare, insegnargli, spiegargli, fai capire c'è di coltivare in una certa maniera e quindi insomma si appassionano e continuino a venire che da quando mi inviert nel 2013 ogni Vinars sono sempre qui a fare la spesa. A proposito di educare, AIAB non lo fa solo mettendo in connessione così o tenendo ogni produttori e consumatori, ma una delle attività di AIAB, importante, diceres, è quella di educare e di attività nella scuola, quindi educare i frus a capire che mangiare certi tipi di prodotti e la stagionalità, mangiare calè, che sta lì, infatti come è ben poco, però la interviene stessa e a mangiare ridic, cavoli e quel calè. Talla scuola facciamo un discorso di coltivazione, ma anche un discorso di corretta alimentazione e di corretti stili di vita. No? Che è insomma legato tra alimentazione, ambiente e agricoltura. Ormai siamo quasi alla fine della distribuzione, sono stati quasi tutti, è sempre qualche dunque al ventarto, ma insomma ormai siamo quasi a posto, però come è restata la roba per Davide. No? È una roba un grumbiela e io spero che arrivi a fare sicuramente lui, chef di Spilimberg, al di bon con questa verdura. Che è come purtroppo, no, anzi per fortuna bisogna mangiare la roba che viene coltivata in questo momento qui e dai camps come, anzi per fortuna è anche questa lattuga che è perché viene fatta dal tunnel e allora non è tan fria che arriva in mo a tigni bot. Il resto invece è tutta roba che arriva stagliata dal friat e quindi è la sua stagione. Mandi Ivan, Mandi? io so bella verdura. Biela? Da Daniela dalla Godo. C'è vino di fa di queste robe? Vedi, sono dalle bieli patates, la vierge, il poire, i salatis, il cavolflur. Biel? Ah, Un tortin? un tortin può essere fa. Vabbè. Tortin riplain e dopo vedete come in bastillo. Vino di fa un replay con queste robe qui. Può essere fa, da fin e dopo lo metti dentro il tortin. Va bene. Davide, se detto dal cavolflor, non volerei buttare via che fu. No, non butti via noi. Che per fare un'insalata. c'è Esatto, detto. perché questa è la parte più buona del cavolflor. A tu finite come? Come vi volete far sore a queste robe? Beh no. Metti un fil di ueli e dopo lo metti il poire. Adesso lo metti le verze. Un po' di sale. Un po' di pepe. Prima di grattare le patate, dai un po' di ciarta forte per fare in modo di metterle dentro dal ring, di assare,
così la patata non si attacca dal fier e resta una bella forma tonda. E come grattino le patate. È un lavoro di fare un po' di premure, di corse, perché altrimenti le patate diventano nere. Quando va finito, metterei un po' di sale, un po' di pepe e subito a qui. C'è mussetto con le verdure, sì va. Ben, è quasi quedotto. Ma no, ormai è quasi finito e dopo montiamo il tutto. Quindi per 1 chilo di patate, troppo albino di me. A volo un 7-8 grammi di sale. Pepe a sentimento. Esatto. Io hai tanti sentimenti allora. La manetta. Perfetto. Come e non hai fuoco per arrostare tutto. Così un bel strato di patate. Screcino un po'. Venirà buono sto tortino, L'importante è le scriccia ben dagli orli. Mo ho girin, ho spostin i tortins da una teglia da fuori, ho già vin e stampin. Ecco Davide, un intal for a quei Ma no. Troppo sgrasso. 200 gras per al mancul 20 minuti. Ecco Davide, vi ho fatto una crema di picciui e l'abbiamo mettuta dentro da una sacca poche di pasticceria e dopo ho fatto la finitura dal piatto in questo. Ok, ti ha smettuto, c'è un po' di rosmarino, un battuto di rosmarino che così gli dà più gusto. Rosmarin, sal, pepe e un po' di limone. Bene. Ecco Davide, tortins sono questi. Voilà. In platin il tortin al mies, la crema di picciui, Ok, e come è finito. Quindi anche sto bel radic, le bel rosso. Ecco, come è finito con i lueli dal poire. c'è molato fatto che il ueli. Vindo prati il verde, perché che il verde ogni volta te lo butti via. Invece no, si può doprarlo, lo viene fatto al scaldare un po' dall'ueli e dopo lo viene frullato, passato e tac, via che c'è bene. Biel verde.